Venezia sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine per il Ponte Pasquale. Gli ultimi eventi terroristici in Europa e in Egitto hanno fatto alzare la guardia anche nel nostro capoluogo di regione. Tanto più dopo la scoperta della cellula jihadista composta da alcuni kosovari che preparavano un attentato sul ponte di Rialto. I fatti di questi ultimi giorni ci fanno dire che dobbiamo continuare su questa strada, su questa attenzione. Noi ci siamo, gli ultimi fatti proprio delle ultime ore dell'Egitto ma anche di Stoccolma ci fanno tenere la guardia alzata. Per Pasqua e Pasquetta la polizia ha aumentato i suoi controlli sul litorale iesolano, anche grazie a 5 equipaggi giunti in rinforzo da Padova. I controlli hanno riguardato i tratti di spiaggia di fronte a Piazza Mazzini, Piazza Aurora e Piazza Milano, zone di riferimento per gli spacciatori di droga, data la presenza di molti giovanissimi. Controllate anche alcune sale slot. In una del centro del Lido i poliziotti hanno scoperto un ragazzo minorenne impegnato a giocare, denunciato il titolare della sala e chiamati i genitori del giovane che si trovavano in un albergo vicino. Nella notte sono state identificate 75 persone, 28 di queste avevano precedenti per reati contro il patrimonio o legati alla droga.